Sarà il Mantova a far partire il gioco con il primo possesso palla per la formazione di mister Pino Milella. Mantova che mantiene il possesso della palla, attenzione con Wilde che mette in mezzo per Portuga e subito a trovare il palo. Intanto è Felix Martinez pronto a giocare nuovamente il pallone. Mascherona recupera il pallone, Mascherona! Ha segnato il Mantova il vantaggio, minuto 3 e 25, fa tutto in proprio il numero 11 biancorosso che poi va ad imbucare una puntata precisa che va a sorprendere in uscita Federico Verdicchio. Giro palla verso Verdicchio che rilancia con un tiro preciso, la rovesciata e poi la risposta di Casassa. Applausi per la giocata di Vincente Girardi. E manovra ora con Grosso, lo scambio per Romano. Bravo qui Verdicchio a dire di no. Che punta avanti, qui è bravo Marzio e Casassa al limite apre la mano e dice di no. La Spagna proprio Wilde che va a caricare il pallone per il raddoppio del numero 7. Andrea Romano che trova il bis, ottimo schema, ha segnato ancora il Mantova, minuto 6 e 29. Gabriel, ottima la giocata, qui bravo il capitano, un 3 contro 2 con Gabriel, nella parte opposta c'è il compagno, Gabriel spara sul primo palo, tacca lì Wilde d'esperienza, vola via il numero 13 Wilde, palla per Carabellese e poi bravissimo Verdicchio, bella Amrabat per Marcio Borges che va sul fondo, mette in mezzo un pallone a giocata e poi non arriva il tappin di Marcio Borges sull'invito di Igor Del Piero. Movimento giallo-nero, fuori, ottima l'imbucata per Gabriel che è troppo morbido sotto porta, applaude comunque, maglia completamente nera per la formazione del Macampa, in mezzo a Zecchinello, il pallone resta lì con Casassa, si dispera Sbisa, Misel prolunga per Portuga, fermato ancora palla per Misel e sotto porta arriva Portuga che firma il gol del 3-0. Al 17° minuto e 7 secondi va a scontrarsi Portuga, ma non dà scampo a Verdicchio che si era tuffato bene. E attenzione Portuga per Wilde sul fondo e ottimo l'intervento di Verdicchio che salva i suoi. Dà il via alla sfida al secondo tempo di questa sfida che vede i virgiliani avanti 3-0. Mascherona l'invito per Wilde a nozze, Wilde è bravo a trovare Romano ma è fantastico il recupero, ancora Wilde, attenzione poteva esserci quasi un rigore, una protestato dalla parte opposta con Felix Martinez sul fondo, il destro di poco alto, qui intanto palla per Misel fermato ma ancora in possesso palla il Mantova e poi la risposta come può in rosa anche Donadoni che intanto Wilde si riprende il pallone, Wilde ma è bravo Verdicchio. Intanto buone notizie, bella la palla proprio di Portuga per Mascherona, Verdicchio ferma tutto e poi si riprende il pallone, Gabriel si gira, apre dalla parte opposta per Girardi che va via, viene Girardi per Gabriel che spreca un rigore in movimento, il Maccan di Marco Sbisa cerca la rete per riaprire la partita che arriva dopo pochi istanti, ha segnato Maccan Prata con il sigillo di Vincente Girardi sotto porta, gol numero 12 per il giocatore che veste la maglia numero 12 del Maccan per lo spettacolo. Qui intanto l'errore, Wilde a porta vuota, non va a calciare di prima intenzione, lo scarico per Mise che si gira e trova il nuovo +3, Gonsalves Misel sull'errore della Maccan e ritrova il +3 con il gol numero 17 di Gonsalves Misel. E fuori Verdicchio, palla per Marcio Borges, Vicente Girardi, bene Amrabat e sulla riga Mascherona dice di no. Wilde chiama in pressing i suoi compagni, bene Amrabat va via di velocità sulla corsia, bene Amrabat, il gol di Alessio Ben Amrabat che la riapre a 2 minuti e 3 secondi alla fine, ha fatto tutto in modo perfetto Ben Amrabat e allora continua lo spettacolo dal Palapatra. Tanto la vittoria della Mestre finisce 4-1 a Lecco, palla in mezzo e il tacco di Gabriel e la rispostona di Casassa. 2 secondi, Ben Amrabat calcia fuori e allora un secondo giusto per ascoltare la sirena che manda le squadre a casa con la vittoria della capolista Savia Testa Mantova